Ben ritrovate e ben ritrovati nello studio podcast di Sardegna Gol, anche oggi in compagnia di Michele De Montis. Ciao Michele. Ciao a tutti, buongiorno. Di Roberto Serra. Ciao Roberto, come va? Tutto bene, ciao a tutti. E soprattutto del nostro ospite di oggi, Antonello Lai, candidato per la lista civica Uniti per Alessandra Todde. Ciao Antonello. Ciao, che per la prima volta sento anche i loro nomi, che va benissimo. Questo è un plotone di esecuzione, sono in tre, abituato a fare tête a tête con i miei intervistati, tre plotoni, tre persone pronte a spararmi addosso, no scherzo. Grazie per essere con noi oggi e lo apprezziamo tantissimo. Allora, diciamo, dal mondo dell'informazione nuovamente stai ricandidandoti nuovamente per un'altra competizione elettorale. Dopo il passato con Nichi Grauso, oggi sei all'interno di questa lista civica per Alessandra Todde. Cosa ti ha spinto un attimo a rifare questo salto? È un lavoro di complemento, nel senso che io ho deciso di portare, se ce la faccio, il mio giornalismo all'interno del palazzo, ma non perché devo fare la rivoluzione, attenzione. Non perché io devo apportare il messaggio che sia il messia, eccetera. No, però mi sono reso conto che, tutto sommato, le cose che io faccio con la televisione oppure con i social hanno uno scopo. Questo scopo è quello di risolvere alcuni problemi, oppure di ascoltare alcune confessioni, oppure ancora di dare una mano d'aiuto psicologicamente alle persone. Questo è il mio lavoro da 35-40 anni, infatti sto pensando che è sbagliato dire Antonello Lai, giornalista, tessera, eccetera, dovrebbe essere Antonello Lai, psicanalista, tessera 69-69, cioè però non lo so. I problemi sono concreti, quindi quando io faccio un'intervista, quando mi occupo di determinate cose, c'è una fase in cui la propositività mia deve tradursi in qualche cosa, che può essere un'intervista, punto, e finito. Può essere invece prenditi a cuore quello che ti sta dicendo e cerca di risolvergli il problema. Allora, risolvergli il problema significa avere buoni contatti all'interno di un consiglio comunale oppure all'interno di alcuni enti dove magari puoi aiutare a sensibilizzare l'area per un palazzo che sta crollando. Allora vai là, rompi le palle, posso dire palle. L'area sì. dentro il gestore del patrimonio edilizio. Sì, esatto, e allora devi cercare in qualche modo di intervenire in questo modo. Allora, diciamo che in 40 anni mi sono fatto un certo nome, che è quello di rompicoglioni, d'accordo? Quindi pur di non farsi rompere i coglioni per stanchezza, alla fine qualche cosa la risolvo, pur di non avermi in mezzo alle palle. E quindi qualche cosa si risolve, piccole cose, non eccezionali. Per poter risolvere altre cose, però devi stare all'interno del sistema, devi cercare di forzare alcune situazioni tali per cui non diventa soltanto una risoluzione episodica, ma studiando e applicando puoi dare quel minimo, anche una piccola goccia, a far sì che alcune cose non accadano più. Nell'assistenza alla sanità, nell'assistenza alle persone disabili, in quelle che hanno dei problemi psicologici e poi la marea di persone che costituiscono una nuova povertà. Allora, se ci vuoi tentare ci tenti, allora siccome mi piacciono le scommesse, perché no? Proviamo a vedere quello che succede se entro dentro il palazzo e forza un po' la mano. Tanto, voglio dire, alla fine, in tutti questi anni, quanti intervistatori politici? Sempre, continuamente, capito? Anche in questa tornata elettorale, sino a quando non mi hanno detto stop perché sono candidato e quindi non potevo apparire in televisione, eccetera. Ma li conosco bene, so come sono fatti i politici, so che alla fine poi le sigle hanno il loro valore, ma hanno anche il loro non valore. So che le persone sono oneste oppure meno oneste, e allora sulla base soprattutto dell'onestà e della partecipazione e della voglia di risolvere le cose, allora consideri non tanto la fazione politica quanto la situazione in se stessa, l'uomo in se stesso che ti possa dare una risposta all'interno delle istituzioni. Punto. Antonello, com'è stata la reazione di amici, parenti, followers quando hai ufficializzato la tua candidatura? C'è qualcuno che ti ha detto lascia perdere? Detto, ma tu sei Marco, lascia perdere. Esatto. Piano piano mi sta dicendo ma perché non vai da quello, ma piano piano perché è molto, molto misurata. Mio fratello, per esempio, con mio nipote che lavora nel PD a Capoterra,
erano molto scettici perché, ripeto, la candidatura che io ho proposto con una lista civica è frutto di una riflessione dovuta alla reazione delle persone comuni alla mia proposta. Io ho fatto dei proclami, chiamiamoli così tra virgolette, dicevo, io vorrei candidarmi, voi cosa ne pensate? E soprattutto, dove mi vedreste? Sulla base di questo ho cominciato a ragionare. Ok. Perché di fatto, tranne il movimento di Truzzo, i Fratelli d'Italia e i leghisti, gli altri poi alla fine si sono fatti sentire tutti avrebbero voluto mettermi nelle loro liste, non fosse altro perché comunque sia sono un volto noto, volente o nolente, senza dovermi per forza incensare, però cioè la mia faccina va tutti i giorni in televisione, va tutti i giorni sui social. Certo, anche se già un voto Un po' noto. di Quindi... pubblico ce l'ho, e poi soprattutto per fortuna sono ancora in affitto a casa, non ho mai fatto manfrine sotto banco, non mi sono mai venduto, questa è la cosa importante. Ecco Antonello, questo tuo ritorno alla politica dopo tanto tempo intende essere un'esperienza estemporanea o l'inizio di un percorso che magari potrebbe anche continuare con le prossime comunali di Cagliari? Tu che hai registrato... Te l'ho detto, l'importante è mettere una goccia, io non pretendo molto, non riuscirò a fare per esempio dei grandi progetti con la politica attuale, perché sono già predeterminate le cose, non arriva Antonello là e si rivoluziona le cose, però piccole cose magari si possono risolvere. Ecco, ma la voce che circolava di te, ipotetico candidato sindaco, era fondata o ci hai pensato? No, me lo scrivono in molti, ma mi fa ridere. Cioè, non credo di essere in grado di fare il sindaco. Per essere il sindaco bisogna avere 2 palline grandi da un punto di vista della preparazione nel settore amministrativo, a meno che non voglia farti gestire dal partito di riferimento. Comunque sia, bisogna anche capire che per esempio in politica comunale, ma anche in politica regionale, attualmente chi decide maggiormente oltre le correnti politiche sono comunque i dirigenti. Cioè, tu puoi movimentare tutto quello che vuoi, giocare dribbling, tunnel eccetera, che arriva il dirigente e ti mette lo sgambetto, ciao e arrivederci. Ecco, qualcuno potrebbe dire, potrebbe obiettare, tanto dopo Zede Truzzu può farlo chiunque il sindaco. Guarda, di Truzzo se ne dicono di tutti i colori. Quello che perviene dalle interviste che faccio alla gente è che sì, è una persona che è onesta, però non può giocare così con questa europeizzazione di una città che è già bella di per sé stesso così, e non si capisce per quale motivo deve portare avanti queste istanze di una città come Helsinki o come Bruxelles. Cioè, Cagliari è Cagliari, Mediterraneo, non puoi far arrivare un architetto che pure è un archistar e fa i suoi progetti milanesi, ma che senso ha? Cioè, io arrivo dal porto, vabbè, non arriva più la Tirrenia sino al fronte del porto di Via Roma, però mi vedo dei palazzi che sono belli tutto sommato. Che cos'hai da dire? No, li devi per forza coprire con una foresta nera in mezzo. Ah, ma sarà più bello, sarà più bello. Al momento attuale le cose belle sono queste, che magari c'è un pochino più di pulizia, però ci sono anche i bar che per esempio in Viale Trieste si montizzacchiano dei savamini, perché non c'è più un parcheggio. Che vai a farti una colazione rischiando la multa, perché poi i vigili passano, non è che ti graziano sempre. Oppure non puoi neanche parcheggiare perché ci sono le transenne, oppure ci sono le reti tanti disagi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire la persona che va a lavare i piatti in un bar, che mi dispiace ma non sta venendo nessuno. Coloro che per esempio, sempre parlando di Viale Trieste, hanno delle attività che hanno a che fare con l'agricoltura, tagliati. Qui problemi di sicurezza, perché chiaramente ma non soltanto, Carmine, sì, sappiamo certo, tutti cosa è diventate dintorno. Prezza del crimine. Senti, tu nella tua lunga carriera giornalistica hai sempre portato, diciamo, hai sempre acceso il faro sui cosiddetti invisibili, sui cosiddetti vulnerabili. Sì.
Cosa chiede L'ha questa... detto Stampa degli Ultimi, mi finisce una scrisse Giorgio Pisano in un articolo sull'Unione. Cosa ti chiedono queste persone? Cosa ti hanno chiesto queste persone in tutti questi anni? Cioè, soprattutto, cosa porteresti tu all'interno del Consiglio regionale per loro? Allora, queste persone, allora, partiamo da lontano. Mettiamo un punto fermo. La pubblicità si fa, la politica? no, la beneficenza è l'unica cosa, secondo me, permissibile in nero. Cioè non la devi far sapere. Tu ti occupi delle cose delle persone oltre al giornalismo, ma sono cavoli tuoi, perché sei tu che lo vuoi, sei tu con il tuo... con la tua coscienza, sì, con la tua coscienza. Io penso che ogni persona debba dare qualche cosa, capito? Oltre a quello che fa, oltre al lavoro che... Quello che può dare dà. Chi non vuol dare, beh, pazienza. Io continuo a dare. Cioè, perché non mi posso fermare a una intervista se poi quella persona ti richiama al mezzanotte o alle 2 del mattino, ha bisogno di parlare con te, il problema è sempre lo stesso e lui non riesce a risolverlo e tu devi stare lì, cercare di dargli una parola di speranza, cercare allo stesso tempo alcune vie particolari per aiutare a dirimere le questioni oppure non so, a superare dei momenti di crisi, però è anche voglio dire, è una grossa responsabilità. Cioè uno ti dice guarda questa signora ha 150 cani, cose reali di questi giorni, 150 cani, 40 gatti, la stanno mandando via, c'è anche mi telefona Grazia Nomini e fa c'è anche un maiale da 250 kg e io mi ho detto d'accordo, gli do una mano d'aiuto, se ce la faccio parlo, la chiamo e tutti mi cominciano a dire guarda stai attenta che quella persona lì una volta l'ha fatta stava per fare è finita e bisogna stare attenti, sono responsabilità, non è che puoi andare come un caterpillar in un negozio di cristalleria e questo è il mio mestiere, perché poi alla fine è diventato il mio mestiere questo. Ma tu non hai paura una volta, sempre, poi te lo auguriamo, una volta dentro il Consiglio regionale di creare poi delle aspettative che poi magari possono anche non rivelarsi... Ma io l'ho dichiarato, non voglio fare grandi progetti perché non sono in grado di farlo innanzitutto, non sono così supponente da darmi delle aree per cui risolverò il mondo, l'importante è che qualche cosa riesca a farla, piccola, ma qualcosa riesca a fare per aiutare queste persone. Ripeto, non pretendo molto, c'ho il mio mestiere, potrei continuare a fare il mio mestiere, potrei metterlo a reddito in maniera un po' diversa, però sinceramente io sono attualmente le cose che faccio e ho la responsabilità assieme ad un altro mio amico della comunicazione di 1-4 e quindi faccio telegiornale tutti i giorni con servizi tutti i giorni. La zona di Antonello Lai per fortuna ha la sua visibilità. È un benchmark, diciamo. Diciamo sì, esatto, però signore e signori, io vi posso giurare che non vedo una lira da queste attività, è volontariato puro. Certo. Tornando alla questione cagliaritana, molti hanno la percezione che esistano due Cagliari in ordine di importanza a seconda delle priorità della pubblica amministrazione. E quindi magari certi lavori vanno bene in alcune aree della città, altri invece si impantanano sine die nelle periferie. Penso a Santa Vendrace, penso a Porticciolo di Santeria, penso anche alla ponte ciclopedonale di Susicu. Tu condividi questa lettura dei fatti e se sì, cosa si può fare per invertire questa tendenza, considerando che alle ultime 2 regionali i 2 sindaci di Cagliari sono stati candidati alla presidenza della regione? Allora, le cose partono dall'alto, non partono dalla base. Non partono da un ragionamento ben preciso su quelle che sono le percezioni del risultato finale. Tu hai voglia di dire che lo stadio che verrà costruito a Cagliari con i soldi pubblici cambierà la vita degli abitanti di Santelia? Ma fatevi un giro a Santelia e guardate dove vive la gente. La gente vive su pilotti che stanno marcendo, ma mica neanche marcendo sotto i flussi di acqua, stanno marcendo sotto i flussi di fogna, cioè vivono in un lago di fogna. Vi posso portare anche in questo istante.
tra via Scavazzi, ci stanno, non dico tutti i giorni, però Capita spesso, insomma. cioè, È una realtà che veramente. E allora voglio dire, dov'è che quando viene lo stadio farei lavorare la gente in Santeria? Cioè, non riempiamoci di fesserie. Diciamo che lo stadio ha la sua ragione di essere in quanto un bello strumento, un bel cioè un bel biglietto da visita per la città. Ma lo stadio comunale di Bologna è sempre lo stesso da quanto? Da 70 anni. Il comunale di Firenze, idem come sopra. San Siro non ne parliamo. Il Sant'Elia, perché l'hanno fatto marcire in questo modo? Perché evidentemente interessava all'area. Prima l'area non era quella, doveva essere quella di Elmas, ma poi c'è stato il problema legato agli aerei, eccetera, e poi i progetti sono talmente più ampi che tra un po' è molto probabile che assisteremo ad un centro commerciale fuori dall'aeroporto di Elmas, come quello che c'è a Bergamo. Questo cosa significa? Significa la morte per tutti quelli che stanno protestando fuori dal porto. Cioè, rendiamoci conto che ci sono delle grandi conseguenze. Grandi sfide. Tornando un attimo a, diciamo, questa tua esperienza in Consiglio regionale, ma almeno un tema che puoi condividere con noi oggi, su che cosa vorresti fare, una proposta di legge che nel merito proprio delle cose, che cosa faresti come nel primo anno di mandato? Sarei un presuntuoso se facessi un discorso del genere, devo rendermi conto prima dove sto andando a ficcarmi e come funzionano le varie situazioni da dirimere, e comunque ti ho già accennato alcuni alcuni settori che comunque vanno curati, come per esempio questo delle case popolari, che veramente meritano vendetta, perché hai voglia di fare piste ciclabili e mettere i soldi perché te li stanno la Comunità Europea quando ci sono altre zone che veramente stanno morendo completamente. Perché trovami, non lo so, un esercizio sociale a Sant'Elia, per esempio, c'è una farmacia. Io non l'ho mai vista una farmacia a Sant'Elia. Esistono dei negozi dove la gente può andare lì, sì, il mercatino della domenica. C'è un bar. Un bar, sì. Ce ne sono di più di bar, nessuno è regolare, però ognuno si fa la sua legge là. Bisognerebbe regolamentare un po', un minimo, no? Certo. Cercando anche la sensibilità nelle persone, il che non è facile, perché se tu vai e dici, cazzo, ma questo cumulo di immondezza perenne che esiste in tutti i posti, da Piazza Medaglie Miracolose sino a Sant'Elia, perché? Se lo domandi a loro ti dicono benint in noi con i sbottus de Sarmintura e non ovunti gente di Sant'Elia e ghettante in noi. Perché tanto è sporco, chi se ne frega, aumentiamo lo sporco, tanto prima o poi qualcuno verrà a prenderlo. Rifacendomi a quello che dicevi prima, stiamo parlando di quartieri che sono tra i più popolati della città, eppure paradossalmente ricevono meno attenzione da parte della politica. Cioè, come si spiega questo paradosso? Il PNRR viene destinato ad altre cose, viene destinato a fare il mercato di San Benedetto. Sì, il mercato di San Benedetto, che poi anche lì, voglio dire, non so se voi avete avuto l'occasione di entrare in quei cunicoli di latta che stanno facendo a fianco al Teatro Lirico. Dio mio, ti arrori, direbbe mia madre. Ci sono veramente delle situazioni tali per cui potrebbero razionalizzare, per esempio chiudendo il mercato a metà. Da una parte fai i lavori e fai restringere un po' le attività, mettendo il lato per esempio di via Baccaredda ancora a disposizione, poi chiudi via Baccaredda e fai l'altra parte. Evidentemente quando devi spendere dei soldi non si va su soffrire, ecco. Esatto. Perfetto. E poi funziona in questo modo, cioè, certo. Voi sapete benissimo che c'è anche una legge che ha i suoi bonus, cioè tu dirigente porti avanti dei lavori, li porti a termine, c'hai non mi ricordo quanto, un 3-4% di bonus sulla chiusura dei lavori che possono anche avere la loro validità, rifare un marciapiede, abbellire la città, ma che senso ha? Per esempio prendi la via Dante,
all'imboccatura di ciascuna traversa fai un'isola pedonale con delle sedute che sono di granito, che non lo so, insomma, un materiale abbastanza importante, quindi spendi un sacco di soldi, ci arriva un disabile che attraversa, se li trova davanti ci picchiano una squartarella, scusate il termine in sardo, il neologismo in inglese. O un cieco, perché sono sto messi parlando sopra, di sì. quello, sì, del cieco, io l'ho visto come Sì. funziona la cosa. Cioè, Sono- quando hanno distribuito i cervelli, molte persone erano in ferie. Non so. Senti, ma Boh. ci sarà una sorta di, come dire, prosecuzione del tuo impegno politico dopo le regionali? Io penso che alle prossime comunali di Cagliari, oppure è un qualcosa Tutti che me su lo quale dicono, tu ma non perché hai... ti sei candidato alle regionali? È troppo difficile, ma non ti ci vedo. Qua devi andare al comune di Cagliari, lì puoi fare delle cose, sei conosciuto, qua puoi fare tutto. Gente che ti dice, ma sono anche, voglio dire, buttati, perché nei social poi alla fine tutti ti dicono delle cose. Sì, io ho un rapporto, tutte le volte che mi scrivono rispondo. E ti dicono Antonello là è il sindaco di Cagliari, è un sindaco, primo cittadino. Sì, vabbè, d'accordo. Ripeto, come ho detto prima, ci vogliono palle per fare il sindaco. Non penso nella mia modestia, non penso di... Sì, carismaticamente potrei anche pensarlo. Cioè, se mi metto a fare un sondaggio mi prendo il dottor... Il dottor mi fanno delle cose incredibili sui social, da poco l'ho visto, hanno preso una griva, l'hanno hanno messo dei spilloni con questi occhi così e il becco sembrava lui, non dico chi, ma sembrava lui. Abbiamo capito. Detto questo, se io mi metto, ci ho anche pensato con il mio operatore, dai facciamo delle interviste per strada, ti porti dietro Truzzo e dice alla fine dell'intervista, scusi ma lei voterebbe me o Truzzu? Alla fine hai detto il nome. Sei un Il mistero della griva. Sei un bastardo, sei. Cioè, Alla grandissima. Però potremmo tentarci. piano Potete piano, starci. politicamente corretto, però Salvini sa. È furbo, eh. Qualsiasi cosa diciamo qui paga a lui. non Ah noi. no, qualsiasi cosa che dice lui va bene. Sì, esatto. Per I rispondere capelli lui. li ho già persi. È il nostro maestro. Allora niente, noi ringraziamo Antonio Lai per essere stato con noi, noi ci rivediamo al prossimo podcast. Ciao Michele, ciao, Ciao a tutti. Roberto. Aspetta Ciao. che devo fare un proclama. Allora facciamo che lo facciamo dopo. No, il no, saluto. no, va bene tanto così, tagliamo, va tanto bene tagliamo, così, tanto anche se tagliamo. non tagli, cioè non sto dicendo vota Antonio, no. Se avete voglia di andare a votare, volete cambiare qualcosa, sapete in coscienza vostra chi dovete votare. Se volete continuare ad accettare le clientele e i piccoli favori, sarete sempre ricattati nella vita. Togliete fuori i coglioni. Seppelliamo la vecchia politica. Allora niente, ringraziamo Antonio Lai per essere stato con noi oggi, grazie Miki, grazie Grazie a voi. Roberto. Grazie. E noi ci vediamo al prossimo podcast, grazie per essere stati con noi, a presto, ciao. Ciao ciao. Ciao. Ciao.